Signore in controllo delle circostanze, vero? E questa è la parte importante questa mattina. Siamo qui, io sapevo che avevamo una sala molto ben dipinta con i colori argentini, non sapevo che siete diventati interisti, questo non lo sapevo, però quante cose succedono quando uno non si vede, vero? Il Salmo 46 dice che il Signore è il nostro rifugio, la nostra forza, il nostro soccorso sempre pronto nell'avversità. Ed è bello sapere che nonostante l'avversità oggi siamo qui per adorare il Signore. Perciò predisponiamo i nostri cuori, innalziamo le nostre voci e onoriamo colui che merita di essere onorato. Preghiamo? Signore Gesù, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua bontà. Grazie Signore per questo periodo così particolare, ma è proprio nei momenti particolari che tu vuoi vedere il tuo popolo fedele a te. E questa mattina Signore ti ringraziamo per ogni singola persona presente, per coloro che ancora devono arrivare. Ti ringraziamo anche perché la scuola domenicale questa mattina comincia nuovamente con il ministero per i bambini qui a Treviso. E vogliamo presentare Signore questo culto a te. Che sia un culto che sia fatto in spirito e verità. Vogliamo onorare la tua persona, che il tuo nome sia innalzato, Signore, questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buon culto a tutti. Vogliamo alzarci con gioia a cantare il nostro Dio, alleluia, nostro Dio, che è presente in mezzo a noi. Per questo noi siamo qui, per questo incontro speciale col Signore. Vogliamo adorare il Signore e questo è il motivo per cui siamo nati, adorare il nostro Dio. Lui è anche il nostro Re, regna su noi. Al Signore che regna su al Signore che regna su noi.
male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei permesso, Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta te, sei grande. tutto sei permesso, Tutto sei per me, tu sei tutta la lode, il mio canta te, sei grande, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. E questo nostro Dio parlò al popolo di Israele al passato e oggi parla con noi. Deuteronomi 11, alcuni versetti leggiamo, 13, 14, 24 e il primo frase del 25. Or se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi prescrivo, amando l'Eterno, il vostro Dio, e servendolo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, la prima pioggia e l'ultima pioggia, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. Poi 24. Ogni luogo che la pianta dei vostri piedi calcherà sarà vostro. 25. E nessuno sarà in grado di resistervi. Amen. Il nostro Dio è con noi. Abbiamo il nemico con noi, è vicino, però il nostro Dio è con noi. Cantiamo con Dio faremo prodigi. La sua Chiesa, la sposa di Cristo, è per la vittoria che Gesù ha conquistato per noi, non per noi, ma per il nome prezioso di Gesù, per
che la gloria in nome di Gesù e in nome di Dio e alle sue promesse siano rivelate nella vita della Chiesa. Amen? Cantiamo. Con Dio farei prodigi e li scaccerai nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re, di Dio è la vittoria, Lui libera i suoi. Ha vinto il nemico, il mondo vedrà che solo in Dio farei prodigi e li scaccerai i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re, Cristo è Re. Amen, amen. Siamo suoi, lieta certezza sono di Gesù. Certezza son di Gesù, alle dolcezza dolce qua giù, già son rinato, redento son riscattato, ho il suo perdono, è la mia storia, è la mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re, è la mia storia, è la mia fede, la gloria al Cristo mio Re. Gesù mi guida, anzi non ho il mal mi fida, pur vincerò. Lo Spirito intanto reca dal cielo l'amore santo del puro agnello.
voce del Signore in quel tempo, Isaia, nel capitolo 41, dice nel versetto numero 10: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Questa è la promessa del Signore attraverso del tempo e arriva adesso anche in quel nostro giorno. Gloria al Signore. Non temere. Signore parla con noi. No, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu sei Dio, passerai per delle acque, io sarò sempre con te, sempre con te. Se attraverserai il fiume non sarai sommerso, e quando ancora camminerai nel fuoco non ti consumerai. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Signore, il tuo Salvatore. No, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Quando passerai per le acque, io sarò sempre con te, sempre con te. Attraverserai del fiume, io sarai sommerso, e quanto ancora camminerai nel fuoco non ti consumerai. Perché tu sei prezioso agli occhi miei, sei pregiato ed io ti amo. Non temere, io sarò sempre con te. No, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Io sarò sempre con te, sempre con te. Tu sei mio. Amen. Gloria al Signore.
Signore, grazie perché in questo momento apriremo la tua parola. Ti chiediamo, Signore, che in questo momento tu possa parlare a noi, che sia la tua parola, Signore, a toccare il nostro cuore, la nostra mente, che in questo momento ogni pensiero, Signore, possa essere mandato via per poter, Signore, essere disposti ad essere buona terra che porterà buon frutto per la gloria del tuo nome. Grazie per la tua persona, grazie per la salvezza in Cristo Gesù. Grazie per la libertà che abbiamo in questa nazione di aprire la tua parola liberamente. In Cristo Gesù preghiamo. Amen. Vi potete accomodare? Qualcuno ha detto che chi non ricorda la storia è condannato a ripeterla. E io so che molti di voi in questo momento state soffrendo grandemente con le benedette mascherine. È un protocollo del quale dobbiamo essere sinceri. Io non voglio fare un corso di come indossare le mascherine, però se avete le mascherine, ok, una come questa, non si usa così, non si usa così. Così. Non si usa così. Purtroppo ci tocca usarla. E forse molti di voi state dicendo: bravo pastore, perché tu devi predicare e non la devi usare. E magari un domani predicherete voi e non la userete neanche voi. Perciò vi chiediamo gentilmente e cordialmente, Romani 13 dice che le nostre autorità sono quelli che ce l'hanno chiesto e noi ci dobbiamo ovviamente adattare a questo periodo così particolare. Porto i saluti di Verona. Noi solo la settimana scorsa siamo riusciti ad iniziare nuovamente per tante motivazioni ed è stata una grandissima gioia poter rivedere i fratelli di persona, perché ci vedevamo continuamente attraverso diversi studi biblici, tutto quanto online, per un'altra cosa è vedersi di persona, vero? Ed è una grande gioia poter condividere diciamo, la comunione fraterna, perciò mi auguro che ognuno di voi sia felice questa mattina di poter essere qui per poter condividere insieme questo momento che Dio ci dona. E l'ultima canzone diceva non temere. Credo che questa sia stata una delle parole forse più usata in questi più di 3 mesi che ho usato per poter consigliare durante tutto questo periodo. La parola non temere viene ripetuta 365 volte nella parola di Dio ed è interessante, no? Perché abbiamo 365 giorni durante l'anno e sicuramente il Signore lo sapeva molto bene e ogni giorno possiamo usare una di quelle parole, non temere. Quando noi abbiamo iniziato questo periodo del Covid-19, del coronavirus così menzionato tante volte, non lo so come l'avete vissuto voi, abbiamo avuto informazione da tutte le parti, iniziavano l'informazione, ma è un'altra influenza, non è niente, non bisogna essere esagerati. Da un'altra parte si diceva no, è una cosa terribile e si creava no, non dovete lavare le mani 400 volte al giorno e bisogna usare le mascherine, non bisogna uscire di casa e ovviamente ci sono stati molti momenti particolari. Io vi dico più o meno come l'ho vissuto io. Quando ricevo l'informazione del Covid-19 l'ho vissuto un po' così. Allora, se abbiamo dei matematici questa mattina, automaticamente, sicuramente già stanno verificando il risultato, no? Io non sono un matematico, a me piace la matematica, però veramente io ho visto il Covid-19 come qualcosa così. Non lo potevo capire. Non potevo capire qual era il proposito di Dio. Non capivo le motivazioni di Dio. Confidavo sì in Romani capitolo 8 versetto 28 che mi dice or tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perciò ovviamente, sicuramente questo Covid-19 sarà di beneficio alla mia vita spirituale.
E una delle cose che il Signore mi ha insegnato in questo periodo, perché avete visto un virus è una cosa talmente piccola che a occhio nudo non lo riusciamo neanche a vedere, ma praticamente ha quasi bloccato un mondo intero. E forse una delle cose che il Signore voleva che noi ce ne accorgessimo, ma non parlo soltanto delle persone che non conoscono Cristo come personale Salvatore, ma parlo di noi che per grazia di Dio siamo stati salvati non mediante le nostre opere, ma mediante la fede. E ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Dio mi ha insegnato che nella vita cristiana bisognava fare alcuni tagli. E quando Dio fa dei tagli non sempre lo accettiamo o lo capiamo. Però quando Dio fa dei tagli, che a volte possono essere anche dolorosi, Dio ti continua a ripetere una frase: I love you. Io ti amo. Non importa se non lo riesci a capire. Non importa se non arrivi al risultato. Devi soltanto essere sicuro che io ti amo. Ecco perché non devi temere. Devo dire, ma non è che sto facendo una critica, in questi quasi 4 mesi non passava giornata che non ricevevo decine di telefonate di figli di Dio che vivevano con grande terrore questo periodo. E tuttora oggi molti lo vivono molto male. Ma forse una delle cose che noi ci stiamo dimenticando è che Dio ci ama. E una delle cose che io ho visto, soprattutto per quanto riguarda il mio ministero, è che questo virus ha fatto qualcosa che è stata molto importante per tutti quanti noi. Perché ci ha chiuso dentro casa, mamma, papà, marito, moglie, i figli dentro casa. Perché era necessario ritrovare una priorità della quale ce l'avevamo trascurata completamente. Fin dall'inizio della Genesi noi sappiamo che l'obiettivo di Dio è la famiglia. E fin dall'inizio Satana ha lavorato, vi ricordate, nel giardino dell'Eden per poter distruggere l'unità tra Adamo ed Eva. Perché? Perché così come la volontà di Dio è la famiglia, la volontà di Satana è la distruzione della famiglia. E Dio ci ha lasciato dentro casa per poter ritrovare la priorità che è famiglia. Io mi auguro che tu non abbia sprecato tutti quei mesi. Con il ministero della scuola domenicale abbiamo lavorato moltissimo per poter provvedere ogni settimana qualcosa che potesse dare alla famiglia l'opportunità di fare un culto familiare. Ed è vero che molte famiglie mi hanno detto: pastore, è stata una grandissima benedizione, abbiamo ritrovato il culto familiare. Anche con le coppie, il Ministero delle Coppie, abbiamo cercato di incoraggiarvi con degli studi che mi auguro che l'abbiate seguiti. Perché? Perché era un motivo, il pastore Mario non aveva niente da fare, perciò si metteva a fare queste cose, e vi posso garantire che le mie giornate erano piene. Però capivo che Dio aveva un proposito per noi figli di Dio, per il coronavirus: ritrovare le priorità trascurate. Sicuramente quando noi abbiamo iniziato questo periodo, uno dei primi studi, se voi avete seguito gli studi online, uno dei primi che io ho fatto è stato iniziato con questo, il Covid-19. E io sono convinto che tutti quanti voi conoscete il significato scientifico del Covid-19, ma io ho detto: cerchiamo di giocare con queste parole in modo tale che possa essere di benedizione questo periodo a noi. E così noi abbiamo detto che il Covid-19 aveva un numero molto importante, che era l'1. In Matteo capitolo 6, 33 dice: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Che in questo periodo troviamo la priorità che è Dio, che ogni cosa che sono, che ogni cosa che faccio, che ogni cosa che penso, che sia per la gloria di Dio. E l'1 era abbinato al 9 e noi abbiamo visto che nel significato degli ebrei il 9 significa risveglio. E noi abbiamo detto che magari questo periodo poteva essere con Dio un risveglio spirituale. Forse non lo so te se la tua vita cristiana era 100%, amen, gloria a Dio, ma se non era così, mi auguro che questo periodo ti abbia aiutato con Dio a un risveglio spirituale. Come conquisto questo risveglio spirituale? Con il Covid.
E la prima parola con cui noi abbiamo iniziato era clama. Clama, Geremia capitolo 33, versetto 13, invocami e io ti insegnerò cose impenetrabili che tu non conosci. Clama a chi? All'Onnipotente. Clama all'Onnipotente e cosa? E vedrai. E la V l'ho fatta grande perché io vedrò vittoria. Vedrò vittoria. Sì, e che cosa vedrò? Cose impossibili. Sapete, a lungo a Verona cercavamo di finire questi benedetti lavori nella sala e sembrava qualcosa di impossibile. Il coronavirus ci ha aiutato a poter finire tutti i lavori. Vedrai cose impossibili diventare con Dio un risveglio spirituale. Io mi auguro che questo sia stato per ognuno di noi questo periodo, però si presenteranno altri coronavirus nella nostra vita spirituale. Magari non si chiamerà Covid-19, non si chiamerà coronavirus, si chiamerà la perdita di un lavoro, si chiamerà problema familiare, si chiamerà problemi dentro della chiesa locale, si chiamerà incomprensione, si chiamerà terrore, paura, si chiamerà, mettili tu il nome che tu vuoi, però si presenteranno altri e chi non ricorda la storia è condannato a ripeterla. Perciò in questo periodo c'è stato un brano per eccellenza che ho utilizzato per la mia vita, ma non soltanto per la mia vita, per la vita di moltissimi di quelli che per grazia di Dio ho potuto aiutare in questo periodo. Più volte abbiamo detto che la Chiesa non era chiusa, vero? Le nostre sale, le 5 sale erano chiuse, però la Chiesa era vivente, si muoveva, è andato avanti e dobbiamo ringraziare il Signore perché forse in questo periodo abbiamo evangelizzato più che mai, abbiamo incoraggiato più che mai, siamo stati più insieme di tante altre volte. Grazie a Dio anche per la tecnologia, anche se a volte non si sentiva, tagliava, perdeva e la pazienza faceva anche la sua buona opera. Però è stato il Salmo 46 quello che mi ha aiutato in grande maniera in questo periodo. Io vorrei che lo possiamo rivedere un attimo. E dice così: Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume, i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa. Non potrà vacillare, Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra scioglie. Guardate il versetto 7. Il Signore degli eserciti è con noi. Amen, Chiesa? L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Che Egli fa sulla terra sono stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi e spezza le lance, brucia i carri di guerra. Versetto 10, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio, io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Sapete, questo salmo è molto molto importante, cercheremo di vedere alcune parole che mi auguro che possano essere di grande benedizione per la vita di molti di voi questa mattina, come lo stato per me. Questo salmo è stata l'ispirazione di tantissime persone durante tutta la storia.
La storia di questo salmo è Sennacherib. Sennacherib che cosa voleva fare? Voleva distruggere il re Ezechia. E così non aveva nessuna possibilità Ezechia, perché Sennacherib era super potente. Però Ezechia sapeva che Dio era il suo rifugio, sapeva assolutamente che lui era capace di cambiare qualunque circostanza, e Dio sapeva che il volto di Ezechia era verso Dio. E così durante la notte è successo qualcosa di straordinario. Se voi andate a vedere quello che dice la parola di Dio, lì in Seconda Re, capitolo 19, versetto 35, dice: quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 150.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Addirittura nel versetto seguente, se voi vedete, dice: allora Sennacherib, re di Assiria, levò il campo, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. Quello è il nostro Dio. Ezechia non aveva nessuna possibilità, però lui riconosceva questo, che Dio era il suo rifugio, che Dio era la sua forza, che Dio era il suo aiuto pronto nelle avversità. Ed è per quello che dice: non temiamo. E cari miei, questa è una parola che dobbiamo sottolineare nelle nostre vite, perché ogni volta che si presenta una tempesta, un problema, una difficoltà, è quello che noi dobbiamo sottolineare: non temere. Questo salmo è stato di ispirazione nella storia. C'è stata una persona che un giorno, dopo aver conosciuto Cristo come personale salvatore, era in Germania e tutto il mondo doveva sapere che la salvezza non era in virtù d'opere, ma era la grazia di Dio. E Martin Lutero scrisse 95 tesi. E voi vi ricordate lì? Nel 1517, il 31 ottobre, lui si presentò e mise queste 95 tesi proprio davanti alla cattedrale tedesca. E quello è stato l'inizio del movimento protestante. Sapete dove lui aveva ispirato questo inno? Che magari molti di voi lo conoscono. Forte rocca è il nostro Dio. Per coloro che hanno qualche anno nella vita cristiana sicuramente sanno di questo inno. A me appassiona questo inno. Questa mattina avevo preparato perché voi lo sentivate, però a volte la tecnica non ci aiuta, la tecnologia non ci aiuta, però dice così: forte rocca è il nostro Dio, nostra speme in Lui si fonda, ne sostien benigno e pio nell'angoscia più profonda. Il tristo tentator a noi fa guerra ognor, astuzia e frode son le armi sue tremende, ma da lor Dio ne difende. È perduto immantinente quei che solo in sé confida, per noi pugna un uomo possente che Dio scelse a nostra guida. Da lui vigor ne viene, la vittoria in mano il tiene. Se migliaia di demoni ne volessero inghiottire, le malefiche legioni non vedranci impallidire. Con tutto il loro terror si mostri impure il cuor, no, non ci trema. A un detto dell'Eterno, fiade preso il re d'inferno, la parola della vita rispettar de noi potenti, col suo spirito e Dio naita, noi saremo con lui vincenti. È vero, è un linguaggio molto antico, ma è quello che aveva ispirato a Martin Lutero per andare quella mattina. E da quel momento il movimento protestante nel mondo non è stato più lo stesso, perché c'è stato un uomo che aveva riconosciuto che Dio era il suo rifugio, che Dio era la sua forza, che Dio era il suo pronto aiuto e che non doveva temere.
E queste sono le 4 parole sulle quali vogliamo fermarci questa mattina. Sapete, non lo so quanti di voi vi piace per esempio, vi piacciono le tempeste, ok? Ci sono persone che vi piacciono le tempeste? 1, 2, 3. Anche a me piacevano molto le tempeste, ma quando io parlavo di tempeste mi sembra, no, avete visto quando un giorno fa caldo, poi arriva la pioggia e diventa tutto rinfrescante, quel tipo di tempeste mi piacevano. Un giorno però stavo andando in Sardegna, ok? E così prendo questa nave, avete visto come sono le navi? Sono wow, meravigliose, grandi, stupende. Tu entri con la macchina, alcuni entrano con il camper, altri entrano la macchina e la vela oppure la barca. Tu dici, cazzo, qua non succederà mai niente. Sono stato moltissime volte in Sardegna per motivo del ministero. Una volta però sono stato in una tempesta. Sono stato un sacco di volte quando pioveva, in una tempesta, di quelle tempeste. E quando voi siete dentro quella nave che sembra così enorme e possente, sembra che siete in una barchetta di carta. E quando il mare comincia a picchiare e la nave comincia a salire e vai, e non è divertente per niente. E lo stomaco fa su e giù e ti ricordi anche quello che avevi fatto la colazione del giorno prima. In quei momenti là, che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna fare? Io non sto parlando di una tempesta nel mare qualunque, io sto parlando di una tempesta nel mare spirituale. Quando sei colpito. Spesse volte mi dicono, pastore, io non so cosa Dio mi vuole insegnare con questa tempesta. Sapete, a volte Dio non è che ti fa fare la prova prima di averti insegnato una lezione, giusto? Sarebbe un po' una contraddizione a volte, no? Dio di solito ti ha insegnato qualcosa prima che deve mettere in pratica nel momento della prova. L'aveva fatto con i suoi discepoli, vi ricordate? Le aveva detto andiamo all'altra riva, ci vediamo là, e quando si dovevano trovare là, che cosa è successo? È venuta fuori la tempesta, e lì loro impauriti, cosa facciamo? E noi figli di Dio più di una volta siamo così, o no? Perché siamo bravissimi a cantare, lode a Dio, gloria a Dio, amen, alleluia, quando va tutto bene. Dopo quando c'è la tempesta, amen fratello. Nella tempesta bisogna andare al Salmo 46, perché in quella tempesta si è trovato un giorno Sennacherib e si è trovato anche Ezechia. E che cosa scrive? Che Dio è il mio rifugio. Dio è il tuo rifugio. Non ti sto domandando se è il tuo Salvatore, perché se è il tuo Salvatore tu sei sicuro, muori, vai in cielo, sì? Però è il tuo rifugio? Che cosa è il rifugio? La parola nell'originale è Amasasha. Amasasha è molto interessante perché significa un posto al sicuro. Allora, penso che molti di voi siete andati qua in Italia, no? Siete molto, molto vicini alle montagne, penso che tutti quanti avete goduto di un rifugio, no? Che cosa è un rifugio quando si va in montagna? Cosa si va a fare al rifugio? Delle grandi sbuffate, no? Con grande sacrificio sei salito la montagna là sopra, dopo sei sceso, no? E dopo però se si presenta una tempesta di neve, sai qual è il posto giusto dove stare? Nel rifugio. Perché anche se fuori c'è tempesta di neve, lì dentro sarà caldo, ci sarà da mangiare, ci sarà da bere, e quel posto è costruito in modo tale di poter affrontare le tempeste. Spesse volte quando noi siamo nelle tempeste spirituali ci dimentichiamo che Dio è il nostro rifugio. Il rifugio è lì
Anche quando sono in montagna, il rifugio è lì. Cosa devo fare io per essere custodito? Devo andare dal rifugio. Sapete, durante questo periodo molti non andavano dal rifugio, andavano dall'amico, dal pastore, dall'incoraggiatore. Ma Dio cosa voleva? Che noi andassimo da chi? Da Lui. E molti di noi il Signore in questo periodo ci ha detto: la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta. Sapete, in questo periodo così corto io ho perso mia zia, mia moglie ha perso un cugino e una settimana dopo ha perso un altro cugino. E l'indomani mattina ha perso il padre di quel cugino per il dispiacere. Il suo cuore non ha retto. E quelli sono i momenti in cui tu devi fare di Dio il tuo rifugio, perché tu ristori la mia anima. Tu sei colui che mi alza il capo. Tu sei il mio Dio, tu sei colui in cui io ho creduto. Però a volte non è così. Tremiamo davanti a queste cose. E Dio ti continua a dire: guarda che io sono il tuo rifugio. Ma non soltanto sono il tuo rifugio, come diceva il Salmo 46, dice: io sono la tua forza. Sapete, questa parola nell'originale è molto bella, perché nell'originale questa parola è baluardo. Che cosa è il baluardo? Baluardo è quel punto sicuro che tutto può crollare, ma quello non crollerà mai. Sarà sempre il mio punto di riferimento. Ed è per quello che il Salmo 46 dice: anche se spumeggia il mare, anche se crolla la terra, io non avrò paura, perché il mio punto di riferimento non è né nel mare né nella terra, è il mio punto di riferimento. Chi è? È Dio. È Dio. E non c'è giustificazione per coloro che conosciamo Cristo Gesù, perché Lui ha risolto il problema più grande della nostra vita, che è la vita eterna. E se la sua volontà risolverà qualunque problema, e se non si risolve, la sua grazia ti basterà. La sua grazia ti basterà e ti darà la forza di poter andare avanti. E dice: perfetto. Che cosa è Dio? Dio è il mio rifugio, Dio è la mia forza. Ma questa terza parola mi ha fatto impazzire, di quanto è bella. È l'aiuto sempre pronto nell'avversità. Un'altra versione dice che è il soccorso sempre pronto nell'avversità. Sai nell'originale quella parola cosa significa? Immaginati una persona che è caduta in un pozzo profondo, ok? E là sta gridando: aiuto, aiuto, aiuto! E qualcuno viene, noi sente. A qualcuno serve aiuto e sente, va, guarda la persona nel pozzo, vero? Lo può aiutare? Può dire: beh, pregherò per te. Fisicamente esce dal pozzo, difficile, vero? Nell'originale significa che le corde sono pronte accanto al pozzo. Sempre pronte, perché se finisci nel pozzo, quella corda ti tirerà fuori. Dio ti tirerà fuori. È stato un periodo molto difficile, come l'ho detto, si presenteranno altri Covid-19 nella nostra vita. O forse tu già sei in quel momento, forse hai perso il lavoro, forse hai problemi in famiglia, forse hai perso un essere caro, forse stai affrontando una malattia. Ricordati che le corde di Dio sono pronte.
E se stai là sotto, non dubitare. Perché la Bibbia dice che chi dubita è come l'onda del mare che viene sbattuto di qua da una parte e dall'altra. E la Bibbia dice che chi dubita non pensi che riceverà niente dal Signore. Perciò confida. E sapete, poi veniva quel versetto sul quale ci siamo fermati quando dice: perciò noi non temiamo. Noi non temiamo. Sai cosa significa quella parola non temiamo nell'originale? Non tornare indietro. Non tirarsi indietro. Quali sono quelle circostanze in cui ci tiriamo indietro? Quali sono i problemi in cui ci tiriamo indietro? Se Martin Lutero non fosse andato quella mattina, dopo aver scritto le 95 tesi, e non l'avesse messo sulla cattedrale, forse sarebbe passato molto altro tempo fino a che il movimento protestante fosse andato avanti. Ma lui quella mattina non si è tirato indietro. Perché lo dice quell'inno: forte rocca è il nostro Dio. Sembra a volte che per noi figli di Dio questa forte rocca non è tanto forte rocca. Altre versioni lo traducono: castello forte è il nostro Dio. Quali sono le situazioni in cui ti tiri indietro? Perché ti tiri indietro? Quando Romani 8:31 ti dice che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma pastore, la carne è debole, ma perché debole? Quando da un'altra parte la Bibbia, dopo la grazia mi basta, ti dice che la mia si perfeziona nella debolezza. Perciò se sei debole hai un grandissimo vantaggio, che la grazia di Dio ti renda forte. Ma si può rendere forte una persona se non legge la parola di Dio, se non ascolta la parola di Dio, se non medita la parola di Dio, se non studia la parola di Dio, se non ha comunione fraterna? Può essere forte spiritualmente? Noi a volte vogliamo quel miracolo, no? Noi vogliamo una vita cristiana vittoriosa, ma non leggo, non studio, non medito, non frequento. Cioè, torniamo alla matematica, giusto? 1 più 1 non farà 14. Ecco che arriva il momento in cui noi ce ne accorgiamo che sì, Dio è una grande, forte rocca per ognuno di noi, ma io devo andare al rifugio, io devo afferrarmi del baluardo, io non mi devo tirare indietro, io devo chiedere le corde. Ma quello che veramente mi ha benedetto molto nello studio di questo Salmo 46 è quando arriva al versetto 10. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio, io sarò glorificato fra le nazioni. Fermatevi, fermatevi. Questa parola fermatevi nell'originale è meravigliosa. Io non la conoscevo, ok? In italiano. Quando sono arrivato in Italia, sono andato all'Università di Perugia per studiare l'italiano. Mi stavo facendo, no, le diverse lezioni della lingua, e poi in un certo momento ho sbagliato il congiuntivo. Dopo, attraverso la storia, ho capito che anche gli italiani sbagliano il congiuntivo. Però mi ricordo quella volta che stavo facendo, no, questo esame orale, e questa professoressa mi ha detto, dopo che ho sbagliato: ma sei una testa di rapa! Certo, io non sapevo nemmeno cosa fosse una rapa in italiano. In quel momento non avevo neanche un vocabolario italiano. Quando sono tornato a casa sono andato al vocabolario biblico, ok? E ho cercato nell'originale la parola
rapa. E la parola rapa significa fermatevi. Logicamente lei intendeva tutta un'altra cosa, voi sapete cosa significa questa di rapa, giusto? Ma sapete, la parola rapa, che è questo fermatevi, è molto interessante, dà questa idea. Smetti di smanettare con le tue mani piccole e lascia che lui usi le sue grandi mani in queste circostanze. Fermatevi. Quante volte in mezzo alle tempeste cominciamo a smanettare e a fare noi? Vi ricordate Sara e Abramo? Avevano cominciato a smanettare e viene fuori un figlio fuori di quello che Dio voleva. Ismaele, che poi è diventato un grande nemico e oppositore del popolo di Dio tuttora oggi. Arriva il momento che Dio ti dice: ci sono cose che devi fare tu e ci sono cose che devo fare io. Fidati di me. Fidati di me. Devo dire che mi è dispiaciuto molto sentire molti credenti prendersela con Dio per tutta questa circostanza. Ma perché Dio? Ma perché Dio? Ma perché Dio? E qualcuno mi ha detto così: quando uno conosce abbastanza bene Dio, non dirà mai ma perché Dio? Perché tutte le opere di Dio sono stupende e meravigliose. Lui non ci lascia e Lui non ci abbandona. Io ringrazio, so che moltissimi di voi, se non tutti voi, avete pregato per Lino e per Anna, 2 dei nostri membri che sono stati in terapia intensiva. Ogni giorno eravamo in attesa di come era passata la notte, se Lino o Anna andavano alla presenza del Signore o se rimanevano ancora con noi. E Dio ha risposto al suo popolo. Molti altri, magari in un senso meno grave, hanno affrontato questa malattia. E la Chiesa ha pregato e Dio ha risposto. Perché era un momento di non smanettare, era un momento di lasciare tutto nelle grandi mani di Dio. Ed è intervenuto. Sapete, quando io sono arrivato a Verona, c'è una coppia con la quale abbiamo riso insieme, abbiamo pianto insieme. Diversi anni cercando un figlio e Dio non rispondeva. E alcune volte bisogna presentarsi davanti a Dio e Dio può dire no, vero? E la grazia di Dio ti deve bastare. Proprio in questo periodo di coronavirus, quando eravamo nella situazione di Lino e Anna, questa coppia ci ha dato la lieta notizia che Dio aveva risposto e loro sono in attesa del loro primo figlio. Perché? Perché Dio è il nostro rifugio, Dio è la nostra forza, Dio è la corda pronta in qualunque posto tu ti trovi, ma ti devi fermare e devi riconoscere che Lui è Dio. Dio è buono, Dio ci ama, perciò non dobbiamo temere e non dobbiamo tirarci indietro. Se il popolo di Israele si fosse tirato indietro davanti al fiume Giordano, non sarebbero arrivati alla terra promessa. Si presenteranno molti fiumi Giordani nella tua vita. E a differenza del Mare Rosso, quando Dio ha fatto aprire le acque e hanno attraversato l'asciutto,
Nel fiume Giordani Dio disse a Giosuè e al suo popolo: cominciate a camminare, mettete i piedi nell'acqua. E a volte l'acqua arriverà alle caviglie, non è tanto pericoloso, vero? Ma forse arriveranno al ginocchio. E Dio ti continuerà a dire: non tornare indietro, ma vai avanti. E forse arriverà la vite, e poi della vita arriverà qui. Ma quando arriverà qui, sai cosa ti dice il Signore? Filippesi capitolo 4, versetto 6 e versetto 7. Come inizia quel versetto? Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, con supplica, con ringraziamento. Il versetto 7 è meraviglioso: e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Cosa ti porti a casa oggi? È Dio il tuo rifugio? Se non lo è, vai da Lui. Lì troverai il ristoro, cibo per la tua anima e custodirà la tua vita. E non ci sarà dubbio, perché le sue promesse sono sì e amen. E Dio è il tuo baluardo, è Dio la tua forza, è Dio il tuo punto fermo. Anche se sei sballottato qua e là di qualunque nave, ricordati che tutto può cambiare, ma che Dio non cambia. Perché il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. E ricordati che ci sono le corde sempre pronte. Sei in un pozzo in questo momento molto profondo, non vedi niente altro che il pozzo, è tutto buio e là sotto. Clama, invocami. E io ti risponderò e ti insegnerò cose impenetrabili che tu non conosci. Tipo, adesso ti butto la corda, afferrala e vieni fuori. Fermati però. In certe cose devi smettere di smanettare. Lascia che sia io, con le mie mani potenti, a fare ciò che deve essere fatto. Tu una cosa devi fare: non temere, non tirarti indietro, perché nessuno che mette la mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto al regno dei cieli. Preghiamo. Signore, questa mattina noi ti vogliamo ringraziare, perché tu sei il Dio in cui noi confidiamo. Ma io questa mattina, Signore, voglio pregarti per i fratelli che magari stanno vivendo situazioni o vivono una vita, Signore, in cui non sempre tu sei il suo rifugio, non sempre tu sei la sua forza, non sempre tu sei l'aiuto pronto. Certo, tu lo sei, Signore, però loro non te lo permettono. Io ti chiedo questa mattina, Signore, per me e per ognuno di noi, che smettiamo di smanettare le situazioni e permettiamo di lasciare tutto nelle tue mani. E quando si presentano, Signore, tempeste, quando si presentano muri o montagne da scalare, che non ci tiriamo indietro, che andiamo avanti. Perché se tu sei con noi, Signore, e tu sei per noi, nessuno potrà contro di noi. Se tu hai pregato così questa mattina, dovunque tu sei, io vorrei che tu ti possa alzare, perché io voglio pregare specificamente per te, affinché questa settimana Dio sia la tua rocca forte,
che Dio sia per te il tuo rifugio, che sia la tua forza, che sia il tuo pronto soccorso, che tu la smetta di smanettare e che tu non ti tiri indietro, perché ormai il coronavirus ormai è dietro. Ma chi non ricorda la storia è condannato a ripeterla. Perciò io voglio pregare per te questa mattina affinché Dio faccia di te uno che va solo in avanti. Prego. Dovunque tu sei, alzati, voglio pregare per te. So che il Signore sta preparando un grande esercito di persone che dicono: indietro non tornerò, voglio andare solo avanti, solo in avanti. Grazie a Dio per quelli che si sono alzati, e ci sono altri che devono dire: Signore, basta di dubitare, basta di vivere con due piedi in una scarpa. Voglio vivere per te veramente. Signore, grazie per la tua parola, che è viva, che è efficace. Grazie, Signore, per queste parole, persone coraggiose che riconoscono la loro debolezza, ma riconoscono che la tua grazia li potrà rendere forti. Io ti chiedo per loro, Signore, che non si tirino indietro davanti a qualunque coronavirus che si presenterà. Che in mezzo alla tempesta possano dire: Signore, tu sei il mio rifugio, la mia forza, il mio aiuto pronto nell'avversità. E Signore, lascio la mia vita, quella di tutti i giorni, dei problemi quotidiani, li lascio nelle tue mani. Questo te lo chiediamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, vi potete accomodare. Questo sarà il momento in cui possiamo in qualche maniera onorare Dio con un po' di quello che Lui ha dato a noi. Ringraziamo la Chiesa per la sua fedeltà, che anche se queste sale erano chiuse, Dio ha provveduto per poter portare avanti il ministero. E ricordiamoci sempre che Dio ama il donatore allegro. Ci alziamo in piedi, fratelli, e cantiamo con allegria: con Dio fare inclusivo. Con Dio Fare prodigi e li scaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re, Dio è la vittoria, Lui libera i suoi, ha vinto il nemico, il mondo vedrà che solo in Dio fare prodigi e li scaccerà i nemici, canterei la sua vittoria. Cristo è Re, Cristo è Re, Cristo è Re.
Amen. Vi potete accomodare, solo pochi piccoli annunci. Grazie ancora per tutta la vostra partecipazione questa mattina, ci auguriamo che sia stata di grande benedizione per ognuno di noi essere qui questa mattina. Bene, passiamo al primo annuncio. Oggi è riniziata la scuola biblica per i bambini, perciò anche se stai guardando online e magari eri un po' in pensiero, no, non vengo con i bambini, adesso per grazia di Dio già abbiamo iniziato la scuola biblica. Vi chiediamo di pregare per questo ministero che Dio lo sta utilizzando e lo continuerà a usare. Ricordiamoci che i nostri figli sono molto speciali agli occhi di Dio, perciò non trascuriamo la possibilità che loro possano ricevere la parola di Dio ogni domenica attraverso il ministero dei bambini. Poi per quanto riguarda tutto quello che sono le riunioni dei piccoli gruppi, ancora vanno avanti online, no? Non ci sono cambiamenti ancora, perciò qui a Treviso ancora si va online. Sembra anche carino, online. Okay? Bene, poi l'incontro di preghiera giovedì alle 20 e ci sono dei diversi responsabili, giusto? Che adesso voi li vedete lì, con un po' di fede li riuscite a vedere, ok? Poi, basta così? Ok, ultima cosa, che Dio vi benedica, che Dio vi dia una settimana stupenda, che possiate constatare ancora una volta che Dio è la vostra forza, il vostro aiuto, il vostro baluardo. Non tiratevi indietro e smettiamo di smanettare. Che Dio vi benedica, buona domenica a tutti.